buongiorno a tutti. Una novità nel mio curriculum. Cioè? Allora dobbiamo dire solo. Allora, no, me lo aggiungi tu. Allora, buonasera a tutti, dico buongiorno, ma ormai, anzi, questi pomeriggi ormai invernali sono già quasi bui. E siamo qui per l'incontro, insomma, la conferenza mensile, che a dicembre ormai è un po' una consuetudine organizzare una conferenza un pochino più piacevole, al di là dei nostri temi, che riteniamo interessanti per carità, ma insomma un pochino più rasserenante e un po' più, direi, in un tempo come questo, forse un po' più anche amichevole e portatrice di un'atmosfera un po' più di pace, ci auguriamo, perché già la presenza di un maestro e di un concerto, no, ci rasserena già tutti e ci aiuta, e ne abbiamo credo tutti un po' nel mondo bisogno. Allora abbiamo qui con noi il maestro Michele Trenti, che presenta questo incontro aforismi chitarristici romantici con varie musiche di cui parlerà il maestro, perché un po' suona la chitarra, un po' ci spiega, perché abbiamo tutti bisogno di spiegazioni. Allora, Michele Trenti ha un curriculum lunghissimo, noi l'abbiamo un po' sintetizzato, lo sintetizzo ulteriormente. Ha iniziato a studiare chitarra qui a Genova, poi si è trasferito a Graz in Austria, dove ha studiato pianoforte e composizione, ha frequentato la scuola, l'alta scuola proprio di Graz, non dico perché è tutto in tedesco, straparlerei, e comunque si è diplomato col massimo dei voti, con la lode. È stato direttore artistico dell'Associazione Filarmonica Genovese. Nell'89 ha fondato l'Orchestra Filarmonica Giovanile di Genova, divenendone direttore principale. Ha avuto numerosi incarichi, è docente presso l'Università di Genova nel corso di Elementi di musica e teoria del ritmo, ha ricevuto il premio Artista di Liguria, è membro di questa accademia, è un accademico. Il 12 ottobre 23 ha ricevuto la medaglia colombiana per la cultura della città di Genova, e mi stava annunciando un ultimo diciamo importante riconoscimento che mi dicevi, Michele, sì, di questi giorni. No, 3 settimane fa mi hanno nominato presidente onorario dell'Associazione Paganini di Vienna. C'è un'associazione Paganini anche là. E quindi gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo naturalmente per essere qui con noi. Sì, grazie a voi. Allora, una serata, sì, diceva un po' diversa, non è una conferenza, non è proprio neanche un concerto, è un concerto, un po' queste serate che si facevano una volta, oggi si fanno poco, in un ambito così, è musica da camera, ecco, questa, più così, con una quantità di persone con cui adesso io ho il microfono, in realtà si potrebbe parlare e suonare senza, perché così è una dimensione più intima, che devo dire anche molto adatta alla chitarra, che altrimenti in spazi grandi, sì, nonostante i mezzi oggi della tecnologia, ma la chitarra è uno strumento proprio adatto a queste forme, ecco, di musica, anche per il suo carattere, non solo per la potenza del suono, ma per il carattere che da sempre ha. Poi, come dico, oggi con la tecnologia ci sono le chitarre elettriche negli stadi, eccetera, ma in origine la chitarra così è sempre stato uno strumento a carattere piuttosto intimo. La chitarra, questa conosciuta o sconosciuta, conosciuta da tutti, ma poi un po' sconosciuta nella sua essenza, nelle sue origini. Le sue origini sono, intanto, questi strumenti in generale sono di origine medio orientale. Vengono la chitarra e i liuti, no? Che poi sono famiglie di strumenti che si evolvono, la chitarra stessa si è evoluta, per cui questa chitarra è una chitarra costruita nel 1931 da un liutaio genovese, ma
diciamo su un modello all'epoca nuovo, quasi nuovo. Ulteriormente la chitarra ha avuto negli ultimi decenni ancora delle evoluzioni, poi si fanno tanti esperimenti. Le origini, come dicevo, sono gli strumenti tipo liuto, che a differenza della chitarra è panciuto dietro, cioè non è così, ma dietro alla pancia. Questi strumenti, diciamo, di questa si chiamano liuti, che è una parola che deriva dall'arabo, e l'ud è il legno, no? Quindi, oppure gli strumenti tipo chitarra hanno un'origine anche nel termine, che deriva addirittura da un'origine orientale, perché pensate sitar, chitarra, no? Sitar è corde, già 2-3 mila anni prima di Cristo, strumenti che a seconda del numero c'erano 2 a 3 a 4 corde, a quell'epoca non di più, a seconda dotar, sitar, eccetera. La chitarra viene poi, diciamo, un po' diffusa in Europa proprio dagli arabi che arrivano fino in Spagna, eccetera, e con le crociate questi strumenti si diffondono e prendono delle fisionomie un po' diverse. La storia della chitarra essenzialmente è sviluppata in 3 paesi. La Spagna forse è il paese della chitarra per eccellenza, l'Italia, perché fin da sempre, a parte che l'Italia aveva grossi rapporti con la Spagna nell'epoca, diciamo, parliamo del 1400, 500, 600, e la Francia. In Francia, devo dire, lo sviluppo della chitarra è avvenuto essenzialmente tra la fine del 600 e la seconda metà del 600, l'inizio del 700, quando era uno strumento a corte, anche da Luigi XIV, prediletto. Quindi giravano alla corte i migliori chitarristi, proprio chitarra, quindi non i liuti, che invece in epoca barocca avevano, diciamo, spopolato. Il liuto era ancora prima del barocco, ancora alla fine del Rinascimento, i liuti, gli arcigliuti, le tiorbe erano considerati anche strumenti di basso continuo, di accompagnamento. Nelle prime forme di opera si parlava già di arcigliuti, anche arpe, ma questi strumenti erano diffusi. Ecco, la Spagna è il paese che ne ha fatto proprio più quasi uno strumento, un'identità quasi nazionale. Molti compositori spagnoli erano chitarristi più o meno bravi, cioè, però suonavano la chitarra, spesso componevano anche con l'aiuto della chitarra, mentre in Italia abbiamo avuto alcune epoche d'oro, diciamo, la prima delle quali va all'inizio dell'Ottocento e vede appunto nomi come Paganini stesso, ma altri, Giuliani, Carulli, Carcassi, spesso anche con figure abbastanza importanti dal punto di vista didattico ancora oggi, cioè nei conservatori, ma non solo in Italia. Questi autori sono alla base soprattutto dei primi anni di studio dello strumento. Quindi ecco, io ho pensato per questa sera, diciamo, un programmino che illustri un pochettino quello che è il momento romantico, come nel titolo, adatto così a una serata prenatalizia, che esula un po' dalle grandi forme, 2 dal repertorio prettamente virtuosistico, ma appunto si concentra più su questo aspetto intimo dello strumento. Infatti i brani che eseguirò sono tutti piuttosto brevi, non di particolare contenuto virtuosistico, anche se poi suonare bene non è mai facile, anzi non si è mai abbastanza contenti neanche di come si suonano le cose facili. Quindi vedete che da Fernando Sor, un compositore spagnolo, io poi prima, diciamo, di ogni autore darò qualche breve notizia su quello che viene suonato, in particolare sull'autore. Anticipo che dopo Paganini aggiungerò appunto uno studietto di Matteo Carcassi, un compositore fiorentino quasi coevo di Paganini. Quindi adesso inizio ed eseguo, direi di fila,
cinque studi di Fernando Sor. Sono, pensate, studi non in un senso esclusivamente tecnico, non sono esercizi, sono un po' come altri studi, pur senza la pretesa, diciamo, di livelli artistici così elevati, ma come quelli, non so, di Chopin, ecco, cioè c'è un intento musicale, a parte il fatto che all'epoca studiare, e quindi lo studio che veniva dato all'allievo in generale aveva sempre un intento sia tecnico, e ogni studio essenzialmente si concentra su uno o due problemi tecnici specifici, ma anche insegnare a fare musica, quindi il fraseggio per esempio, poi sono sempre con forme molto chiare, quindi l'allievo si abituava a ragionare anche in termini formali, dalle cose più semplici, e questi studi di Sor, come anche diciamo come studi, essenzialmente ci sono questi e quello che poi seguirò dopo Paganini di Matteo Carcassi, che fa parte di una raccolta ancora oggi, diciamo, d'obbligo anche nei programmi di conservatorio. Quindi 5 studi di Fernando Sor. Fernando Sor ne ha scritti molti in varie raccolte o da 12 o da 24, e io li ho scelti un po' sparsi da una e dall'altra raccolta. Il primo è uno studio che porta un titolo, Un mouvement de prière religieuse. Adesso così, ecco, per aprire questa serata prenatalizia, ma non ha niente a che vedere con, diciamo, con una preghiera. È lo spirito di questo brano, così semplice e piuttosto spirituale di contenuto.
Ecco, Fernando Sor ho scelto come autore, forse è il più grande tra i chitarristi, compositori dell'epoca, forse neanche non solo dell'epoca. Fu un musicista che non era solo chitarrista, autore di concerti, sinfonie, balletti. Tra l'altro all'epoca divenne abbastanza noto, fu invitato addirittura in Russia, dove vennero eseguiti a San Pietroburgo diverse sue posizioni, fu incaricato alla morte dello zar di comporre anche delle composizioni per le celebrazioni dei mesi successivi. E si sente effettivamente un approccio, intanto nella sua musica sempre la chitarra con un approccio polifonico, anche se sono accordi, arpeggi eccetera, c'è sempre la conduzione delle parti da compositore, che non diversamente per esempio dagli autori italiani, dove la dimensione polifonica non c'è, c'è più il lato della melodia accompagnata da qualche basso, corda a vuoto per lo più, insomma nei più complessi dei casi sono sempre, diciamo, polifonie estremamente semplici. In Fernando Sor, poi anche in altre composizioni, io adesso appunto non vado, ha scritto sonate, ha scritto temi con variazioni, alcuni dei quali sono nel repertorio più importante della chitarra. Però ecco, l'altro aspetto è proprio questo carattere molto intimistico che dà alla chitarra, invece diversamente da quello che succede per lo più in Italia, dove così la scrittura è sempre tendente un po' al brillante, più secondo il carattere. Ecco, la chitarra spagnola ha questo carattere, la chitarra italiana più il carattere brillante. Adesso vi faccio sentire due brani di Paganini, di cui in realtà il primo, che è uno dei ghiribizzi, anzi sono due ghiribizzi che faccio ascoltare. Il primo ha invece un carattere eccezionalmente, particolarmente così intimo, ecco. Tra l'altro Paganini stesso parecchi anni dopo utilizzerà il tema di questo primo ghiribizzo che eseguo per un balletto per violino e orchestra, per una parte di questo balletto La Primavera. Quindi evidentemente si ricordò di questa melodia che gli era venuta in mente così per chitarra sola. Adesso vi ascoltate questo, che è il ghiribizzo numero 22, e dopo il ghiribizzo numero 41, che invece è un arpeggio, e siamo di nuovo un pochettino sull'aspetto, diciamo, un pochettino più brillante.
Ecco, adesso rispetto a questo programma aggiungo un brano, dicevo, di Matteo Carcassi, compositore che è nato 10 anni dopo Paganini e morto una dozzina di anni dopo Paganini, fiorentino, ma poi anche lui, come praticamente quasi tutti a quell'epoca, specialmente i chitarristi, hanno fatto fortuna appunto a Parigi, dove c'era ancora questa tradizione un po' della chitarra e anche e soprattutto, come dicevo, questi erano tutti anche più o meno importanti didatti, quindi ricercati come insegnanti. A parte Mauro Giuliani, che invece si trasferì a Vienna, dove insomma, fece abbastanza carriera prima poi di rientrare in Italia, ma tra le altre cose era chitarrista, ma era anche violoncellista, suonò anche nelle sinfonie di Beethoven, sotto la direzione di Beethoven stesso, quindi erano musicisti. Anche Matteo Carcassi, che era tra l'altro nato nello stesso anno di Rossini, e quindi a Parigi poi si frequentarono, mi pare morì nel 1853, quindi una quindicina di anni prima di Rossini, ma 13 anni dopo Paganini. Di Carcassi uno studio. Adesso ritorniamo in Spagna e facciamo un piccolo salto di temporale, perché Francisco Tárrega nasce nel 1852, qui Carcassi 1792. E che cosa succede? Nella prima metà dell'Ottocento, dopo i primissimi anni con questi autori, la chitarra ha un po' un declino essenzialmente, ma ritorna un po' in auge, bisogna dire, in Spagna, e proprio grazie a questa figura di Francisco Tárrega, che intanto va a approfondire tutto quanto c'era stato specialmente nella scuola spagnola, ma non solo, perché lui
diventa veramente l'alfiere anche di una tecnica chitarristica rinnovata, decisamente più complessa e più completa. Scrive parecchio per chitarra sola, come tante cose, studietti, diciamo, c'è sempre questa dimensione piuttosto di miniatura, ecco, nelle sue composizioni. Sono poche le cose, diciamo, di dimensioni, di proporzioni maggiori, e comunque non grandi proporzioni, non grandi sonate, brani, diciamo, i più lunghi in assoluto sono una decina di minuti. E qui, ecco, ritorniamo un po' a questa dimensione che peraltro è abbastanza, diciamo, caratteristica un po' anche del repertorio di questo strumento. Dall'altra parte, diciamo, nell'Ottocento si era sviluppato così il repertorio pianistico col pianoforte, che è uno strumento dalle possibilità enormi, infinite, e quindi dava anche l'opportunità di sviluppare forme e proporzioni maggiori. Quindi con Francisco Tárrega, uno dei preludi, lui ha lasciato diciamo, una serie di preludi che poi sono stati raggruppati, lui non li ha pubblicati, sono rimasti e poi sono stati pubblicati da allievi. Quello che suono adesso ha un titolo che si intitola Lacrima. È un brano forse curiosamente, diciamo, in tonalità maggiore, anche se poi in mezzo c'è un episodio in Mi maggiore e un episodio in Mi minore, però spessissimo, diciamo, la musica triste di quasi qualunque autore spesso è in una tonalità maggiore, diciamo un po' secondo il concetto di un po' dantesco, no? Che nessun maggior dolore che ricordare il tempo felice, c'è sempre questo, diciamo, ricordo però lontano di qualcosa di felice ma perduto, ecco, con Lacrima. E poi diciamo, forse posso fare direttamente, anche se ho bisogno di un momentino di tempo per cambiare l'accordatura nei brani successivi di Miguel Llobet, che era catalano, compositore di Barcellona, chitarrista, notevolissimo chitarrista, che scrive anche diversi pezzi, non tanto, ma quello che ha lasciato, specialmente le cose più celebri, sono delle arrangiamenti, delle trascrizioni per chitarra sola di canzoni popolari catalane, nelle quali lui riesce a dare alla chitarra, a trovare proprio un linguaggio timbrico, specialmente che insomma, si considera abbastanza insuperato nell'utilizzo di tutte le sfumature, di tutti i mezzi che lo strumento può offrire. Quindi prima il Lacrima di Tárrega e poi di Miguel Llobet, ma forse è meglio se faccio un breve intervallo e vi dico ancora due cose, perché è interessante. Sono canzoni, quindi anche capire di che cosa parla la canzone nell'originale. Qui non è cantata, è solo suonata.
Bene, adesso queste due canzoni, come vi dicevo, due canti tradizionali che in Spagna ancora adesso, specialmente il secondo che suonerò, si cantano, poi esistono in varie trascrizioni per strumenti, per coro, per voce e le varie possibilità. La prima invece si intitola El Noí de la Mare, che vuol dire Noí in catalano, ovviamente è il bambino della madre, è una ninna nanna, sostanzialmente è un canto natalizio, infatti l'ho messo apposta perché diciamo è in tema, è appunto la ninna nanna di una mamma, ma che diciamo accoglie i doni che vengono portati per questo bambino. Naturalmente sono doni diciamo della tradizione spagnola, così degli ultimi secoli, quindi questa ha proprio un andamento di ninna nanna, e tra l'altro poi sentirete la melodia di questa ninna nanna che è quella diciamo popolare, salvo in fondo dove la chiusa non è nella melodia, diciamo, è un'aggiunta che fa Llobet, così diciamo a commento, il bambino si è addormentato, diciamo così si può. Il secondo canto invece si intitola El Canso. Canso è la radice diciamo come quella dei trovatori, no? È sempre la stessa parola, del lladre, che in catalano è il ladro. Anche questa è una melodia tradizionale dove il testo parla è il canto di un condannato a morte che dice: quando ero bambino mi piaceva andare in giro con le scarpe bianche e un fazzoletto colorato, poi mi sono dato alla malavita, ho derubato, ho anche ingannato una donna promettendole di sposarla, eccetera eccetera. La giustizia mi ha preso e pagherò con la vita, e ricorda diciamo la stella del mattino e il garofano delle montagne della Spagna. Questa accordatura conferisce alla chitarra un colore un po' più cupo, un po' ancora più intimo, che è adatto per i temi di queste due canzoni.
Ecco, e per chiudere torniamo in Italia, siamo stati in Spagna, Italia, Spagna, torniamo in Italia. Questo brano che vedete, Un capriccio, così intitolato, di Anselmo Bersano, che è stato il mio insegnante di chitarra, era nato a Genova, poi ha vissuto 20 anni prima della guerra in Francia, a Nizza, e prima a Parigi, poi a Nizza, e poi dopo la guerra è tornato a Genova e ha ricominciato ad insegnare, non più diciamo a fare un'attività concertistica, e prima quasi ha lasciato alcuni brani, maggior parte composti prima della seconda guerra mondiale. Questo Capriccio è composto e pubblicato nel 1934 da una casa editrice spagnola, e capriccio non è inteso nel senso paganiniano di cosa diciamo virtuosistica così, ma più così di una cosa a carattere molto improvvisativo. In realtà improvvisativo, ma fino a un certo punto, perché c'è costantemente una specie di basso continuo di 3 note, re, la, re, su 3 corde, a vuoto, e sopra diciamo una melodia che sicuramente ha un po' un carattere di tipo un po' orientale. Ecco, c'era il gusto a quell'epoca, specialmente in Francia, un po' dell'esotico, e quindi di questa, che tra l'altro con la chitarra in qualche modo entrava in contatto, no? Questo un po' arabeggiante, se vogliamo dire, ecco, non inteso in senso musicologicamente informato, ma così di un fascino a cui molti autori all'epoca venivano presi. Quindi di Bersano, Capriccio. Finire le campane. No, è sempre la stessa. Concerto di campane. Quindi sono le 6? Le 6?
sì, scusatemi. Dicevo che ringraziare e dire poco, perché ci ha regalato un momento di musica intenso e coinvolgente proprio per tutti, siamo numerosi, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, e poi grazie anche perché ci hai anche un po' spiegato quello che suonavi, perché insomma le persone normali non sono così addentro e non sono così in grado di comprendere, quindi grazie proprio anche per questo. Insomma, un momento di serenità e di pace, abbiamo dimenticato almeno per un po' tutti i grossi problemi che stanno agitando il nostro mondo, e credo che ci permette anche un pochino di riprendere la vita quotidiana, ma con un po' di carica in più. Quindi ringrazio molto il maestro Trenti, che è venuto molto cortesemente e gentilmente a regalarci questo momento molto così significativo prima di Natale. Noi con questo ci scambiamo un po' gli auguri, poi chi vuole andiamo a fare un piccolo brindisi presso Focaccia, che è qui, usciamo dal Palazzo Ducale, uscendo a sinistra in Piazza De Ferrari, saranno 20-50 metri, insomma poco di più, e così concludiamo un po' l'anno solare, ma non concludiamo il nostro anno sociale perché lo riprendiamo poi nel 2026 riprendiamo la consuetudine del giovedì, no, che abbiamo sempre avuto, e quindi riprendiamo il giovedì 8 gennaio. Ringraziamo sempre chi ci ospita qui, perché veramente ci permette di portare avanti il nostro lavoro, e sono gli accademici, ecco, quindi un applauso va proprio anche a loro. Abbiamo qui il segretario, poi il presidente Pestarino, che si nasconde laggiù in fondo, il presidente, ma c'è, ecco, quindi proprio grazie di tutto. Allora, adesso il brindisi per chi vuole, andiamo da Focaccia, e invece l'8 gennaio parleremo dell'Associazione degli Amici del Museo Doria a sostegno del Museo di Storia Naturale di Genova. C'è questo intreccio, ricordo che la nostra associazione è stata fondata nel 1927, quindi siamo quasi al centenario. Poi parleremo anche un po', faremo anche un minimo di discorso sul futuro del Museo di Storia Naturale, che adesso è chiuso, purtroppo per noi, vabbè, poi verrà fuori molto più bello di prima, però insomma questo momento un pochino più di difficoltà col museo chiuso. Quindi grazie a tutti voi che avete partecipato, chi vuole ci segue a fare il brindisi, se no poi ci rivediamo l'8 di gennaio. E grazie a Michele. Cioè la chitarra intima veramente per me sempre legata a te, cioè Grazie. Spero di vedere.